stata una partita sofferta perché dall'altro lato comunque abbiamo incontrato un buon Mazzara. Devo fare un plauso ai miei ragazzi perché comunque hanno interpretato bene la gara, l'abbiamo sbloccata subito su un calcio d'angolo, era uno schema provato durante la settimana e nel primo tempo abbiamo fallito due colossali occasioni, poi abbiamo fatto il 2-0 a chiusura del secondo tempo, del primo tempo, e il primo tempo è stato nettamente di marca del Castellammare. A inizio del secondo tempo c'è stato l'infortunio di Malik che ovviamente ci ha privato del nostro migliore giocatore in attacco, abbiamo abbassato il baricentro, giustamente col palleggio è venuto fuori il Mazzara, ci ha impensierito e poi una nostra ingenuità perché avevamo la palla noi, non l'abbiamo rinviata, è stato bravo Valentini prima a procurarsi il rigore e poi a trasformarla. Abbiamo un po' sofferto, però registriamo un percorso di crescita della squadra perché è un mese che la squadra si allena, non ha fatto neanche doppie sedute, quindi la parte finale della partita siamo andati in difficoltà. Il Mazzara è una signora squadra e penso che lo dimostrerà nel corso del campionato. Abbiamo saputo soffrire, abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo e ritengo, almeno per quello che ho visto io in campo, che i 3 punti sono stati meritati da parte Castellammare. E allora in ospedale, aspettiamo delle notizie, non dovrebbe essere niente di particolare, però c'è stata grande apprensione per questo infortunio e poi nell'economia della gara si è sentito perché comunque indipendentemente dai gol sbagliati era una spina nel fianco della difesa del Mazzara. Questo purtroppo ci ha portato ad abbassarci e quindi ovviamente col palleggio il Mazzara ben allenato da Riccardo Benanti che è un ottimo tecnico, è venuto fuori e ci ha impensieriti, ma ci stava, sapevamo che dovevamo soffrire, sarà un campionato di sofferenza e ci prendiamo questi 3 punti, ritengo guadagnati, ne mancano 37 per l'obiettivo. Voliamo basso perché questo è quello che noi vogliamo. Nel calcio non si mettono, come dire, limiti a quella che può essere la provvidenza, ma dobbiamo essere realisti. Stasera siamo contenti, ci godiamo questa vittoria, però non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo. E tutte le partite del Castellammare saranno così. Corsa, sudore, aggressività, voglia, fame. Se perdiamo queste che sono le nostre caratteristiche, perdiamo la nostra identità e diventiamo una squadra normale. Però nel primo tempo, a mio modo di vedere, abbiamo sciorinato anche un buon calcio. Per cui sono molto ottimista, un applauso anche al mister Mione per come ha preparato la partita. È ovvio che ci proiettiamo una settimana che ci porta alla partita con l'Aspra, con grande entusiasmo e cercheremo di preparare al meglio il prossimo impegno. Abbiamo fatto soltanto un passo. È stata la mia prima partita con questa squadra dopo la Coppa dell'Atletico e volevo cominciare bene questa avventura ed è finita bene perché abbiamo vinto, ho fatto gol, quindi l'importante è vincere. Abbiamo convinto, ogni partita è a sé, ogni squadra non la possiamo sottovalutare e quindi puntiamo a giocare bene e a fare quello che ci dice il mister.